che già si veniva trascinando i mesi anteriori fino alle ultimi eventi che ancora la guerra non era finita e allora il governo monarchico aveva chiesto ai siciliani di andare al fronte, la popolazione esasperata capovolge tutto e manifesta davanti a diverse strutture che sono a Catania, il distretto militare del convento di San Domenico. Si manifesta contrario con i cartelli di non andare, di non partire dalla Sicilia, dobbiamo stare qua e che ci vengano soluzionati i problemi di tutti i giorni. All'interno si dice che c'erano i soldati italiani e all'interno si stanno a sparare. Sono stati feriti. Dall'interno del Santo... Dall'interno come dove c'erano i militari. Del distretto militare. Per quello. Del distretto militare. Sono i militari italiani. I militari del Reggio Esercito. No, ancora non c'era la Repubblica. Era l'esercito del re. Sempre sono soldati. E di là la gente... C'è una continuità perché si parte sempre a Catania, sempre la stessa data, la gente affronta adesso i militari, ma era tutta la gente, non era l'indipendentismo, c'erano i socialisti, i comunisti, dopo hanno preso solo accusato agli indipendentisti, e là, sempre hanno attaccato gli indipendentisti, perché? Perché in là c'era Attilio Castrogiovanni, anche presidente, e brutalmente anche prende fuoco, quando sono entrati alcuni manifestanti, prende fuoco il comune di Catania. E l'archivio comunale perde tantissimi manoscritti che sono nel periodo del 600 e 700. Non trovarono più niente, vero? Ci puoi dire? Non trovarono. Si sono mangiati pure questi. Ci puoi dire? A Catania Volevo qualche delucidazione se era possibile sulla strage di Via Maqueda, visto che comunque ci riguarda un po' più da vicino, visto che siamo a Palermo. Ne ha parlato? No, vabbè, tutto completamente no. La questione sì, viene denominata la strage del Bani, ma la strage del Bani era stiamo parlando del periodo storico proprio 19 ottobre 1944. C'era addirittura in quel periodo già un sindaco che era indipendentista. In quel periodo, ma le forze sempre erano monarchiche. Allora, la questione è che c'era una manifestazione di studenti, di gente che gli mancava le case perché sono stati bombardamenti, la città era un po' spandata, gente con problema della fame. Allora, si sono riuniti e andavano alla prefettura, che attualmente c'è all'interno il palazzo della provincia di Palermo. Una manifestazione di tutti, di popolo, una manifestazione di popolo, più di popolo da là era mischiato, i socialisti, gli indipendentisti, erano tutti, qua era di popolo. Mentre dicono che hanno avuto un po' di paura all'interno della prefettura e hanno chiamato all'esercito, alla divisione Sabauda, che in questa divisione Sabauda erano tutti sardi. I manifestanti all'inizio li accogliono un poco, vengono, che cosa ci porteranno? Invece loro scendono, questi erano 50 soldati, loro dicono i militari che hanno sentito qualche voce, e allora hanno risposto. Invece hanno trovato che non c'è stata nessuna voce, loro hanno sparato. Non so se
2500 pallottole. L'altro giorno c'era uno dei feriti qua presenti. Bombe a mano, hanno fatto un massacro, il massacro di via Macheda, e che non viene ancora riconosciuto con una targa al ricordo di chi è stato, di chi ha mandato, chi è stato il mandante. Allora, là sì ho trovato tanti, da Marino, gli storici hanno risposto, molto, perché era il popolo, tutti, dai bambini, e molti di questi, tra morti, 24 morti, 158 feriti, erano bambini. E là